Mancano 25 secondi alla via della sesta e penultima prova dall'Arcoveggio di Bologna. Sono in 9 cavalli di 5-6 anni al via, non vincitori di 25.000 euro in carriera. Shimmy de Bois e Birbone Gual, i due soggetti più attesi, con la femmina di Robert Gramüller leggermente preferita sul campo al Sauro di Gocciadoro. Seguito anche Ben-Hur Risaya TRGF con quota in discesa, in salita invece quella del numero 1 di Best Wo. Si va in partenza, 1 Best Wo Paolo Scamardella, 2 Ben-Hur Risaya TRGF Andrea Baveresi, 3 Birbone Gual Alessandro Gocciadoro, 4 BFC Francis Marcello Di Nicola, 5 Shimmy de Bois Antonio Greppi, 6 Bruno Ska Manuel Pistone, in seconda fila 7 Brezza Spritz Andrea Ferolfi, 8 Axel Nib Nicola Bortolotti, 9 Argentina Lux Marco Stefani. L'allineamento è completo, autostart addirittura e li lascia con buona partenza da parte di Ben-Hur Risaya TRGF che cerca di scavalcare Best Wo ma non riesce. In mezzo alla pista c'è Birbone Gual che va a passare a condurre all'imbocco della prima curva 5, in vantaggio. C'è quindi Birbone Gual mentre ha sbagliato Shimmy de Bois che è fuori gara allo stacco della macchina. Best Wo in seconda posizione avanti a Brezza Spritz, di fuori Ben-Hur Risaya TRGF lungo la corda Axel Nib, in seconda pariglia esterna Argentina Lux che precede BFC Francis e Bruno Ska. Si completa il primo quarto di gara con Birbone Gual che lo passa in 31,1. Ben-Hur Risaya TRGF arriva al largo e va a coprire completamente il battistrada. Vediamo se con l'intento di fargli accelerare il ritmo. 15,5 questa curva, sintomo che un pochettino si è cominciati ad andare. Birbone davanti e Ben-Hur di fuori, Best Wo lungo la corda e Argentina in pariglia, poi BFC Francis 1-1-7 per la metà gara, muove in terza ruota BFC Francis che sulla curva di destra va a lato di Argentina Lux e cerca di portarsi sulla coppia di testa. Lungo la corda è sempre Best Wo a precedere Brezza Spritz, il chilometro in 1:16,8 con il leader che allunga sulla pressione in terza ruota di BFC Francis. Lungo la corda sempre Best Wo a precedere Brezza Spritz, la dritta di là passata in 14,1, accelerazione secca da parte del leader che ha controllato BFC Francis che si è stoppata lì a lato di Ben-Hur Risaya TRGF, poi ancora Best Wo e Brezza Spritz, la piegata conclusiva passata da Birbone Gual in 14,6, si entra in retta d'arrivo con Birbone in vantaggio con un paio di lunghezza nei confronti di Best Wo e di Brezza Spritz. Birbone Gual che completa il percorso di testa vincendo la prima per Alessandro Gocciadoro. Best Wo è secondo e Brezza Spritz è terza. 1:59,6, 1:14,5, 28,8 la chiusa in surplus. Il successo di Birbone Gual, Alessandro Gocciadoro guida e allena e coglie il triplo in giornata. La scuderia Cupolone è proprietaria del figlio di Algersol che vince in facile percorso di testa la sesta corsa dall'Arcoveggio. 3-1-7, l'ordine d'arrivo numerico molto probabile della sesta.